Eccoci qua, anzi, rieccoci qua, conclusione di questo bellissimo evento, di questa meravigliosa giornata. Qui con me c'è anche, prima di tutto, un amico, Fabrizio Boron, presidente della quinta commissione sanità della Regione Veneto, che è venuto a trovarci. Oggi, Fabrizio, abbiamo avuto numerosi ospiti per questa 19ª edizione della Festa della Patata America di Stroppare di Pozzonovo, la frazione del mio amatissimo comune, che detiene 390 abitanti, però ha molte eccellenze. Oggi abbiamo voluto, come prima volta, come amministrazione, organizzare questo momento istituzionale assieme a numerosi appunto ospiti, alcuni sindaci dei comuni limitrofi, perché mai come in questo momento è indispensabile fare un lavoro di squadra e darci una mano tutto, ma soprattutto ho voluto organizzare questo momento istituzionale perché? Per dar onore e omaggio al comitato organizzatore di questa meravigliosa festa, per dar valore e omaggio a un insieme di persone che da mesi lavorano dietro alla Festa della Patata America, alla Fiera della Patata America, in maniera volontaria, con tanta passione. E ho voluto dare omaggio a quello che è il prodotto tipico nostro locale, perché lo vogliamo rendere forte, lo vogliamo esportare non solo a Pozzonovo ma anche a livello regionale. Infatti abbiamo preso un impegno con l'assessore regionale all'agricoltura, perché la Patata America è un prodotto di questo territorio, delle terre di Stroppare, e vogliamo tenercelo con le unghie e con i denti, per cui è stata veramente una bellissima giornata. E grazie anche a te per essere qui con noi, per aver omaggiato il mio territorio. Noi siamo anche amici, per cui abbiamo visto tante battaglie assieme, vero Fabrizio? E siamo qua proprio per darci una mano assieme, perché le istituzioni devono essere vicine a tutti, vicine dalla regione, dal Parlamento ai sindaci, ma vicine anche proprio alle comunità, e in questo caso la comunità di Stroppare. Ti prego di darci un saluto, Fabrizio, perché per me, ripeto, è un onore averti qui con noi. Beh, grazie a tutti voi, grazie ovviamente ad Arianna, il sindaco di Pozzonovo, grazie dell'invito per questa bellissima giornata che è cultura, è territorio, è tradizioni. Proprio poco fa ho incontrato un vostro cittadino, che ci spiegava come la cultura della patata america in questo territorio ha voluto dire innovazione in agricoltura, ha voluto dire trasformare anche questo territorio portando ricchezza e ovviamente futuro. Quindi cosa migliore di ricordare ogni anno cosa ha prodotto la patata america. Non è solo un cibo, ma è stata veramente il lavoro per generazioni di questo territorio. È una bellissima iniziativa, molta gente, anzi tantissima. Sono felice e contento di essere venuto qui a trovarvi, perché poi alla fine è una famiglia. Passeggi, incontri persone che ovviamente Arianna la conoscono tutti e ovviamente l'abbracciano. Spero anch'io di aver potuto portare ovviamente un presente, no? Aver portato la regione qui sul territorio, perché non dobbiamo dimenticarci che il Veneto è Stroppare e Stroppare è il Veneto, e pertanto dobbiamo sempre lavorare per riportare le nostre tradizioni a conoscenza di tutti. Grazie e ovviamente al prossimo anno. Grazie Fabrizio, ricordo che c'è stato anche il saluto e il messaggio del presidente della regione Veneto Luca Zaia, che l'ho letto prima all'inizio della manifestazione. E come tu hai detto, ben detto, Stroppare è Veneto, Veneto è Stroppare. Noi vogliamo dare questo tangibile e importante contributo, proprio perché io come primo cittadino voglio bene alla mia comunità e voglio far vedere che Stroppare esiste anche al di fuori di Stroppare di Pozzonovo stesso. Tra l'altro, tra le eccellenze, oltre alla Patata America, abbiamo anche il parco Valcorba, che è secondo a livello regionale dopo Valeggio sul Mincio, e c'è una carrozza appunto che oggi porta le famiglie e i bambini, come anche località turistica, perché un'eccellenza di questo tipo significa anche far vedere tutto ciò che abbiamo all'interno della comunità di Pozzonovo. Per cui grazie veramente di cuore, un ringraziamento speciale lo rinnovo a tutti i volontari del comitato organizzatore della Festa Patata America, perché loro sono i principali attori che ci hanno dato questo bellissimo e importante contributo, e naturalmente a tutti gli espositori e alle associazioni comunali che hanno collaborato assieme a noi. Grazie!